Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del calciomercato Batman napoletano. Come state? Tutto bene? Penso che questo sarà l'ultimo che ci tengo qua sulla... C'è qualcosa un po' notte. Boh, boh, vabbè. No, scusa. Vabbè, in questo video, l'ultimo video di giornata, penso che farò uscire, non penso che usciranno tanti video, cioè non penso che usciranno altri video oggi. Ehm, Penso che usciranno direttamente domani, che dovrei registrare con un ospite che avete già visto recentemente. Non vi spoilerò nulla. Vabbè, allora, in questo video andremo a parlare di 4-5 notizie di calciomercato che vi vado a riportare. Allora, partiamo dalla prima. Allora, la prima si tratta di due top club del calcio italiano, che sono Inter e Milan. Allora, l'Inter e il Milan sono c'è un derby, tra virgolette, un derby di mercato che sono entrambi su Caprile e Suzuki. Però il più plausibile per il Milan sarebbe a livello di costi, a livello di Vice Magnan e roba varia, perché il Milan va a cercare un portiere con caratteristiche simili a Magnan, con lanci simili, statistiche simili, questo che può andare ad essere il portiere titolare del Milan nei prossimi anni, essendo che Caprile, che Caprile è il nome più plausibile del Milan, per il vice Magnan, che può essere il titolare di questo Milan, avendo già nella prospettiva Magnan non viene ceduto, cioè se Magnan viene ceduto può avere molto minutaggio in campionato e nelle coppe per fare il Milan. Invece se non viene ceduto Magnan può avere sì minutaggio, un buon minutaggio, magari oltre a giocare la Coppa Italia, le partite magari che Magnan magari è infortunato, oppure ha preso un russo, non lo so, va a giocare Caprile, magari può fare anche qualche minutino in più, può entrare verso l'85esimo, non vi svelo questo. Poi invece per il vice Sommer, l'Inter sta pensando, come simile discorso Milan, un nome che si va ad adattare come vice Sommer, un nome che ha caratteristiche simili a Sommer, che come aveva anticipato nel video, in un recente video, non mi ricordo se è il video delle 7 oppure il video di oggi ora di pranzo, più o meno, non ricordo adesso qual è il video. Sommer che ha il contratto in scadenza, se viene ceduto, ma a prescindere da questo, in estate verrà preso Suzuki. Poi, come vedete, qua sto pieno di bigliettini per tutte le notizie, però vabbè, come vi ho pubblicato nella storia Instagram, l'ho pubblicata 10 minuti fa tutto a blocco, prima che iniziamo a registrare il video. Abbiamo una notizia di calciomercato europeo, cioè il Liverpool è su Gnabry del Bayern Monaco per, diciamo, tra virgolette, andare a sostituire qualche partita. Tengo sempre questa roba un po' là, boh, chissà perché. È un po' avvenendo specchio, capisci? Però vabbè. Per andare a sostituire in qualche partita Florian Wirtz. E si dice anche che c'è la Juventus su Gnabry della Bayern Monaco. Non mi risulta che la Juventus stia cercando un calciatore simile, oppure stesso Gnabry, ma solo il Liverpool. Mi risulta tutt'oggi che stia cercando di acquistare a titolo definitivo
di aprile. Poi abbiamo un'altra notizia di calcio europeo, cioè Shomurodov che può essere riscattato dal Basaksehir, scusate la pronuncia, provo a rileggerlo, Basaksehir, scusatemi la pronuncia tifosi di questa squadra, ma è squadre per io e i nomi delle squadre turche, cioè per Tani Besiktas, sono negato, tenendo tutti questi nomi strani, non più facile, boh. Vabbè, poi abbiamo la penultima notizia che andremo a trattare sotto questo video, che è un possibile acquisto del Como, che come sappiamo, dopo l'esito dell'infortunio di Diao, che può star fuori circa un mesetto e mezzo, può rientrare a gennaio, più tempi di riabilitazione può entrare l'ultima settimana di gennaio, se tutto va bene, se non entra a febbraio, può andare a prendere un nuovo giocatore per andare a sostituire Diao. Ovviamente il Como secondo me è inutile che va a sostituire andando ad acquistare un nuovo nome per sostituire Diao perché è pienissimo di giocatori come trequartisti, Ale, è pieno di giocatori, quindi secondo me è un po' inutile. Secondo me si può fare qualche miglioramento a porta, sì, ma non in quelle zone di campo di Diao che stanno proprio pieni proprio. Poi come ultima notizia, e poi concludiamo il video, abbiamo sempre una notizia del Milan, cioè quella di Luis Paquetá, del centrocampista offensivo e capitano, sì, è capitano del West Ham. Adesso non ricordo se è capitano del West Ham, però dovrebbe esserlo. Però vabbè, il Milan sta cercando di acquistare il calciatore per la prossima estate, quindi non è un nome da prendere subito a gennaio, ma se ora il Milan lo sta solo sondando e lo sta solo sondando e poi se ne parla la prossima estate. Il Milan sta pensando di proporre dai 25 milioni tirati proprio, tirati più o meno, perché più o meno o offre 22 più 3 di bonus, offre 25 più 30 di sì, scusate, aveva 25 più 5 di bonus, più o meno questi sono i prezzi che può valutare e oppure offrire il Milan. Il Milan pensa di offrire i 22 più 3 di bonus, quindi arrivando a una cifra tonda di 25. Il West Ham lo valuta dai 30 milioni più o meno e quindi si è dedotto che il Milan potrebbe anche offrire una cifra dai 25 più 5 di bonus arrivando a 30, però potrebbe trovare anche una via di mezzo, dai per esempio 25 più 3 di bonus, più 2,5 di bonus, più per esempio il 5% sulla rivendita, un esempio il 5%, non è una cosa vera, è un esempio mio per farvi capire. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, mi raccomando iscrivetevi al canale che è fondamentale per la crescita del canale Batman Napoletano e lasciate un like. Ciao!